forze sia fisiche, mentali, ma anche spirituali, ma soprattutto anche quelle dentro di noi, nell'apertura, nel rimetterci in questione, nell'interrogarci e capire noi stessi, come ci hai costruito e come possiamo andare avanti. Signore, ti preghiamo per le nostre famiglie che rappresentiamo, oltre a noi, che tu possa benedire ognuno di loro e i nostri cari, nel nome di Gesù. Amen. Buonasera a tutti, ciao sia a quelli che siete presenti che anche quelli che seguite in differita online. L'altra volta abbiamo parlato dei fondamenti della coppia, dal punto di vista biblico, su quale basi bibliche si poggia la costruzione della coppia. Siamo andati proprio all'origine della descrizione. Abbiamo parlato dei 3 verbi che costituiscono la coppia e che quando questi 3 verbi non ci sono più nella coppia, la coppia non soltanto soffre, ma può anche terminare, concludersi e finire. Adesso parliamo di una riflessione che più possiamo dire psicologica, ma qualcosa ci possiamo accostare anche dal punto di vista biblico, e sono le fasi della coppia, perché una coppia nasce e può anche finire, ma se non finisce per strada, come può capitare, può finire, e che tra l'altro anche nella Bibbia se ne parla, un giorno finirà quando uno dei due non c'è, quindi la coppia prima o poi finisce. E la coppia dobbiamo dire che è una realtà per la terra. Gesù ci dice che nel cielo sarà un'altra cosa, un'altra storia, e non ci sarà più bisogno di perpetuare per esempio l'umanità, o non ci sarà più questo modo di essere, almeno nella descrizione biblica. Saremo diversamente, ma saremo noi, avremo un'identità bella, sicuramente di come ci rivela la Bibbia. Non mi addentro in questo perché è tutto un capitolo, è tutto veramente un gruppo di studi su questo genere, ma parliamo ancora di coppia. Sì, questa serie che sto portando avanti vuole un po' prendere alcuni aspetti della coppia. Oggi parliamo delle fasi della vita di coppia, così come ogni realtà che inizia ha uno sviluppo, e anche nella coppia c'è questo sviluppo. E bisogna dire che il tempo è il terzo partner della coppia, che significa che i due formano la coppia, ma lo sviluppo, il progresso, l'evoluzione, la realizzazione della coppia si fa nel tempo, e quindi il tempo che possa essere un alleato della coppia. Quindi deve essere compreso il tempo come il tempo di una creazione nuova e comune. Quindi è un momento, prima abbiamo detto l'altra volta che prima dei due che decidono di stare insieme, cominciare insieme, la coppia non c'è. Ci può essere un'amicizia, ci può essere una relazione tra colleghi, ma quando i due decidono per una coppia è lì che comincia la relazione di coppia, e finché questi due sono insieme, quel legame di coppia, quella relazione è lì. Quando i due non ci sono, quella relazione non si perpetua, finisce, muore. La vita di coppia è costellata da disaccordi grandi e piccoli, perché tutta l'arte amorosa sta in questo lavoro di gestione dei conflitti e di creazione continua nel corso dei tempi e dei giorni. Quindi dico immediatamente, anzi no, riprendo da quella volta che abbiamo detto che il legame di coppia si sviluppa, ma è soprattutto fatto dai conflitti che genera la diversità. Cosa significa questo? La diversità, visto che siamo diversi, crea dei conflitti, che conflitti non significa guerra, non significa uccidersi uno contro l'altro, ma conflitti è il confronto di due modi di pensare che sono diversi,
e quando c'è un confronto nel dialogo poi c'è un cammino che la coppia fa per sé. Ogni conflitto viene superato da una coppia in modo diverso, in modo potremmo dire personalizzato. Quindi man mano che ci sono piccoli o grandi disaccordi, allora il superamento dà alla coppia un cammino, un passo avanti, un acquisito, uno sviluppo nel proprio cammino. Anche se ogni persona è unica e così come ogni coppia è unica nella propria storia, tuttavia è possibile osservare delle costanti nell'evoluzione delle coppie. Quindi così come ogni persona, siamo tutti umani, siamo uomini e donne, però si sa che ci sono delle fasi, non so, c'è l'infanzia, l'adolescenza, poi la gioventù, poi quindi anche la relazione di coppia vive queste fasi e per cui possiamo distinguere 4 fasi dell'esistenza a 2 che però non sono di durata uguale. Quindi non è che ogni fase, ogni tappa della coppia dura 4 anni, no. Adesso vedremo più o meno quanto dura ogni fase della coppia. Ciascuna di queste tappe o di queste fasi serve ad adattare ehm, tra ognuno dei coniugi o dei partner il desiderio di potenza, il livello di intimità e le comunicazioni con l'esterno o tra loro, cioè fra i due partner, e con la loro propria storia nel quadro dei progetti di coppia. Quindi ogni fase aiuta i due a sapersi adattare l'uno all'altro appunto per questi elementi. Quando si parla di potenza non si parla di dominazione, si parla che ognuno ha un potenziale, ha delle forze, ha delle capacità e ognuno ha delle capacità diverse dall'altro. Quindi una coppia, due personalità, due forze che devono lavorare insieme, adeguarsi insieme l'uno all'altro, proprio perché non solo siamo diversi in quanto uomini e donne, ma siamo diversi anche come persona a tutti i livelli e anche come adattare l'aspetto del livello di intimità e anche come coppia, come rapportarsi a se stessi ma anche agli altri che sono all'esterno della coppia e come collocare il proprio cammino di coppia nella propria storia personale. Magari sono tutte cose che avete già fatto, soprattutto quelle che avete una certa età, ma non vi siete accorti che avete dovuto adattare e riadattare continuamente tutti questi elementi, perché l'intimità del primo momento non è l'intimità di oggi. E non è che io voglio fare il profeta, ma è così, si cambia, per cui adesso vedremo appunto queste varie fasi. Ognuna di queste tappe finisce con una crisi o almeno con una fase critica. Per esempio, approssimativamente c'è la trentina, la quarantina, la cinquantina, normalmente nella vita la prima però comincia verso i 17-18 anni per le persone. Adesso poi vedremo per le fasi della coppia come si vanno determinando. La parola crisi in greco significa decisione, significa direzione, cioè significa scelta di direzione. Quindi la crisi non è nel senso che adesso è la fine, è mortale, no, significa che è un momento in cui ci si ferma, che ci porta alla riflessione e da questa riflessione poi la coppia va verso una direzione. Quindi indica il punto di appoggio, il perno per esempio della bilancia è il luogo dove verso dove pende o bascula. Come descrive Jean-Claude Sagne, questi periodi di crisi sono semplicemente dei cambiamenti di equilibrio, dei riaggiustamenti, sono quindi dei segni di transizione e i partner redigono l'inventario, fanno il punto
e questo li spinge talvolta a rimettersi in discussione. Quindi sono dei momenti in cui se vengono fraintesi, allora è la guerra mondiale, ma se si sa che ogni fase affronta questo momento, allora per chi lo sa, quando vi trovate davanti a una fase di questo genere, questo dovremmo dirlo a tutti i ragazzi, significa bene, siamo adesso sul punto che ci porta a riflettere, ci porta a rivederci, ci porta a, considerato come qualche volta ho detto nelle varie meditazioni, a vedere il nostro cammino, a sapere come affrontare il presente e anche proiettarci per il futuro. Pertanto nel corso degli anni la coppia attraversa quindi dei momenti di vulnerabilità nei quali i conflitti sono più problematici. E bisogna fare un'osservazione che per quanto riguarda una coppia che non ha potuto avere dei figli o non hanno voluto dei figli, il cammino imbocca queste stesse tappe, ma generalmente sono attraversate più velocemente. Quindi non è che una coppia senza figli non ha queste stesse tappe, ce le ha, ma si accorciano nel tempo, vengono passate più velocemente. La prima fase, adesso parliamo della prima fase, forse ho saltato qualcosa, vediamo, sì. Ogni tappa mette i partner davanti a delle sfide, dei compiti specifici. Se questi compiti non sono realizzati nel tempo appropriato dell'evoluzione della coppia, sarà più difficile farlo dopo. Questo è un buon avvertimento, cioè tutto quello che non regoliamo oggi perché è arrivato oggi, non è che lo copriamo e sparisce. Lo possiamo coprire, ma rimane là dov'è. È come quando qualcuno mette qualcosa sotto il tappeto, sempre là è. Prima o poi, ecco, quindi in effetti le questioni o difficoltà non risolte al momento di tale tappa o di tale fase o crisi ricompaiono necessariamente più tardi, perché noi siamo persone vive e quello che non si è risolto rimane irrisolto. Problemi o difficoltà non risolti ritorneranno obbligatoriamente nella crisi tra la terza e la quarta tappa. Ad esempio i coniugi che non superano la tappa della fusione cercheranno di riviverla con i loro figli e sarà un malore per i figli. O ancora se al momento della condivisione dei ruoli uno dei coniugi accetta un modo di funzionamento che non gli piace, questa situazione rischia di diventare esplosiva successivamente. Quindi anche gli accordi, gli accontentamenti, se diventano una pratica continua, prima o poi chi accontenta l'altro esplode. Comunque la coppia esploderà. La prima fase viene chiamata la luna di miele oppure la fusione. Dura normalmente tra i 18 mesi e 2 anni. Qualche volta può durare anche prima, cioè questi periodi sono orientativi. Questo breve periodo dell'inizio della vita insieme dei coniugi è un momento di amore idealizzato che pensiamo che guarisca tutto, ma invece bisogna dire la realtà, addormenta tutto. Va bene? È caratterizzato dall'euforia, dall'idealizzazione del vivere un futuro con la persona che si ama. E quindi si vive questo periodo come con il desiderio e la voglia di una eternizzazione di questo presente molto bello, molto ricco di momenti diciamo belli, buoni, soddisfacenti e c'è un certo disinteresse per il mondo esterno. L'altro, il partner o la partner, è dotato di ogni qualità. Le somiglianze sono accentuate, le differenze sono minimizzate, almeno in questi
18 mesi e 2 anni. Stendhal ha chiamato questo fenomeno la cristallizzazione amorosa. Di solito dura anche questa cristallizzazione in sé da 9 a 12 mesi. Ognuno crede che il partner gli darà tutto ciò che si aspetta dall'amore e di ritorno lui o lei sarà la totalità di ciò che l'altro ha bisogno. Cioè, c'è questa convinzione. Se è una illusione lo scopriamo dopo 25 anni, quindi quando si vive la verità, quando si vive quello. A un bebè non potete dire, beh, ci hai creduto a tante cose. Il bebè aveva bisogno di credere quello, di vedere quelle cose, di sentire quei racconti, perché l'hanno strutturato nella sua vita e nel suo aspetto cognitivo. Poi magari capirà che Cappuccetto Rosso non c'è mai stato e magari si può dare poi un significato simbolico, metaforico, e potremmo dire anche metadentrico, perché a un certo punto poi non si sa più cosa si deve credere, però diciamo si capisce che quel raccontino che il bambino o la bambina ha creduto come reale e vero, poi ci sarà un momento in cui lo rielaborerà in un'altra versione e magari capirà cosa voleva dire quella favola. Ognuno crede, quindi, sì, l'ho detto, che il partner gli darà tutto ciò che si aspetta dall'amore e di ritorno l'altro gli darà tutto quello che vuole. La coppia ricrea inconsciamente, quindi, il modello di base del legame madre-bambino. Bisogna dire che è stato studiato che la nostra spinta verso l'altro ehm, viene fuori da questo bisogno da cui siamo stati, che abbiamo vissuto e da questa situazione in cui ci siamo trovati. Quando eravamo dentro il grembo materno avevamo tutto quello che si poteva sperare. Cibo in quantità che volevamo e 24 ore al giorno. Il peso del corpo l'ha alleggerito perché flottava sul liquido amniotico. Poi avevamo una copertura a temperatura standard che ci proteggeva e poi il bebè e la bebè si danno piacere a volontà e nessuno gli dice guarda che diventi cieco. Quindi viene chiamato il paradiso perduto. Se andate a scrivere così su internet vi viene fuori tutto il racconto che volete. Ma a un certo punto sto paradiso finisce perché allo scadere dei 9 mesi quella che è la persona che mi ha tenuto così, con tanto calore, con tanto amore, addirittura sente le parole di affetto, c'è una psiche intrauterina, insomma, vabbè, non voglio divagare perché abbiamo poco tempo, poi arriva un giorno e non si sa se è bello o se è brutto, ma è un giorno dove questo paradiso si perde e questa perdita del paradiso, perdita di quelle condizioni ottimali e questa spinta all'esterno, potete metterci tutte le ferite fondamentali dell'essere, ci spingono a voler ricercare quel legame intimo, forte, di fusione che c'era nel nostro passato. E siccome non torneremo dentro la madre, tra l'altro gliel'ha detto Gesù pure a Nicodemo, quello che funziona dal punto di vista fisiologico, biologico è una cosa, quello che succede dal punto di vista spirituale è un'altra storia, perché giustamente cosa ha detto Nicodemo? Ma può una persona adulta rientrare? Insomma, ecco, no, assolutamente no. Tra l'altro dobbiamo dire che se il bebè rimane lì, muore. E c'è il rischio anche per madre e figlio di morire. Quindi è una condizione imprescindibile da cui si passa, ma è la condizione che metterà dentro di noi un imprinting di ricerca di quello che noi abbiamo perduto. E questo qua lo ricerchiamo e cerchiamo di realizzarlo con il partner della nostra vita. Perché il rapporto madre-figlio, madre-figlia c'è, però è evoluto. Si dice che per i primi 9 mesi madre e figlio, dopo la nascita, sono ancora un unico corpo. Vedi l'allattamento, stare molto tra le braccia della mamma, insomma, dopo c'è questa differenziazione,
questa differenziazione attraverso anche il padre, la presenza del padre, quindi è tutto un modo di allontanamento. Poi a un certo punto questa che è la sua madre è la moglie di questo qua. Potete cercate di immaginare cosa succede in un bebè. E quello è successo a noi tutti, tranquilli. Quindi è questo che ci spinge verso l'altro. E verso l'altro per ritrovare questa condizione, possiamo dire, ideale. E questo qui si pensa, anzi, si realizza, siamo concreti, si realizza proprio in questa prima fase grazie a 5 famiglie di ormoni. Praticamente quando comincia l'innamoramento, scusate che esco un attimo dal quadro, ho portato un po' di libri qua, giusto per darvi qualche titolo. Qualcosa di interessante lo spiega Alberoni nel libro Innamoramento e Amore, perché lui dice in questa prima fase lui e lei hanno la forza interiore, una forza così potente da poter rimettere in questione le loro origini per andare verso il nuovo che è la coppia. È proprio là. Ma tutto questo avviene con la concomitanza, con la complicità di 5 famiglie di ormoni che ve li cito soltanto. Perché ve li cito? Queste qua sono parti dei corsi che facciamo in relazione d'aiuto, il programma di FIRA, e quindi non possiamo fare tutte le lezioni per intero, ma sono per esempio i feromoni che creano l'attrazione e l'innamoramento, cioè la spinta verso l'altro. Poi c'è la dopamina e la motivazione, perché non basta la spinta, l'attrazione, ma ci vuole anche il motivo, la motivazione verso l'altro. Poi ci sono una famiglia di endorfine, che è l'ormone del piacere, gli ormoni del piacere. Poi c'è l'ossitocina, che già la madre secreta nell'allattamento al bambino, quindi non è che noi siamo assenti. E poi l'ossitocina è l'ormone dell'attaccamento, specifico dell'attaccamento, quindi si produce ossitocina anche fra due persone che sono amiche, quando c'è un abbraccio, quindi però potete immaginare che nella scelta amorosa qua questo ormone viene in abbondanza, ecco. E poi c'è anche la famiglia della serotonina, che è l'ormone del benessere e del buon umore. Quindi ci sono almeno questi 5. Allora, se andate a fare una ricerca, qualche volta i nomi sono un po' diversi, ma questi sono. Questo qui ci spinge, per questo dicevo, sì, magari oggi diciamo, beh, forse no, quello che viviamo in quel momento è vero, è veramente vero. Tu non potete dire, oh, gli ho dato un bacio e mi veniva quasi da svenire. Oppure mi ha dato un abbraccio e mi ha proprio sciolto. Cioè, sono cose vissute vere e vediamo il perché sono vere e a che cosa servono. Quindi c'è l'illusione in questo momento della prima fase di aver gestito finalmente tutto e tutte le ferite, perché basterà uno sguardo, amo, basterà una carezza, basterà un lasciarti appoggiare sulla mia spalla, 2 passi, se mi parti i piatti una schizzatina di acqua, insomma. E quando andiamo a fare la spesa col carrello, lo prendi tu o lo prendo io? No, ci mettiamo una mano tutte e due. E poi quando c'è bisogno, cosa c'è bisogno? Del latte? Lo prendono tutte e due insieme e lo mettono nel carrello. Ecco. È così, ma questa è una costruzione che sarà importante in futuro, poi lo vediamo. Quindi chi abbiamo vissuto questo siamo fieri di averlo vissuto, tranquilli. È un po' come quando noi raccontiamo la testimonianza, la nostra testimonianza di fede. Già il raccontarlo ci fa bene, perché è esistita, non stiamo vivendo quel momento particolare che
chi ha vissuto una testimonianza di conversione al Signore è qualcosa di forte, veramente forte, di travolgente, di benessere, ti cambia, e questi ormoni ci sono pure quindi, però poi sembra che tante cose si calmano, sembra come se uno perde zelo, non perde niente. E c'è un fattore fondamentale che è quel fatto a cui però abbiamo bisogno di tornarci, perché possiamo dire che veramente il Signore mi ha incontrato, mi ha toccato, mi ha dato guarigione, mi ha rilevato la vita. Quindi è un po' tornare, già ve lo sto un po' svelando, è un po' tornare a quel momento particolare per dirci però tra me e il Signore ha funzionato. E quindi molte volte quando ci sono conflitti e difficoltà nella coppia è quel vasetto di miele dove tornare, attingere delle forze, capire che ce l'abbiamo fatto, capire che ci siamo amati e ci vogliamo bene e ripartire. Almeno fino a un certo punto funziona molto bene. Quindi abbiamo bisogno di questa esperienza d'amore idealizzata alla quale possiamo ritornare sempre e comunque durante il nostro cammino, andare a cercare del miele per poi ripartire, perché non possiamo rimanere lì, altrimenti moriremo. È una fase senza conflitti, senza problemi, a me non sono tanti grassi. Oh scusa, ti ho messo un cucchiaino e mezzo e tu ne volevi un cucchiaino di zucchero, vabbè amore, lo piglio un po' più dolce, ecco, e si è risolto il problema. Vediamo se era un altro. Quando sono arrivato in una città, non per fare un nome, e mi hanno dato il caffè già zuccherato, potete immaginare la mia reazione. Ma io non le ho chiesto niente. Ma lei si trova qui, in questa città, a Napoli, e noi il caffè lo facciamo così, e lei se lo beve così. Ma fra due innamorati non succede tutta questa questione. È un po' più dolce, vabbè, ecco, è passato, insomma. È una fase senza conflitto, abbiamo detto, senza problemi, tutto è bello, tutto è idealizzato, il mondo finisce con noi due. Quello del carrello della spesa l'abbiamo detto, è una fase necessaria, non c'è la TV, tu sei la mia TV e io sono la tua TV. Tutto si conclude là, anche se ve l'hanno fatto come regalo di matrimonio, ma che serve la TV se io c'ho te? Ecco, questo detto da ambedue. Vediamo l'origine della fusione, prendiamo il tempo di entrare nel dettaglio di questa fase e dei sentimenti che vi sono legati, perché chiarisce molti aspetti della vita di coppia. In effetti è il desiderio inconscio di rivivere la fusione materna che fa sì che la coppia sia carica di aspettative così forti. Legarsi e attaccarsi a qualcuno significa voler ritrovare l'unità vivente provata nelle cure materne. Lo stiamo dicendo in parole ovviamente diverse. Come scrive René Marty, prototipo di ogni relazione, quella del neonato con sua madre, chiarisce ciò che sappiamo della relazione amorosa. Questa somiglianza spiega, ad esempio, il miscuglio, questo è molto importante, il miscuglio di amore e aggressività che i partner provano l'uno per l'altro verso la fine di questa tappa. In questo momento alternano senza sosta l'attitudine verso la persona che condivide la loro vita, considerandolo in un momento completamente buona e in un altro momento totalmente cattiva. Questo comportamento è una riproduzione di ciò che è accaduto con la loro madre durante i primi mesi di vita. Perché la madre che allatta è totalmente buona, la mamma che si ritira il seno perché hai poppato la mamma ti adagia sul lettino, sulla culla, ma la mamma che ti abbandona in questo letto e se ne va è totalmente cattiva. Quindi c'è questa ambivalenza. Poi la mamma che ti viene a ritrovare quando ti svegli e ti prende, è di nuovo la mamma totalmente buona che ti coccola, e poi di nuovo quando ti riabbandona in questa culla è la madre totalmente cattiva. Questo è quello che succede anche tra due partner.
la persona più cara, più bella, più preziosa, più importante che ho trovato, ma nello stesso tempo in qualche secondo dopo o in qualche secondo diventa la realtà più difficile da gestire, da affrontare. Ecco, questo avviene nei momenti della coppia. Come il neonato verso sua madre, il rapporto con il partner all'inizio della coppia assomiglia all'onnipotenza magica, come detto prima, addirittura il linguaggio è superfluo, non c'è bisogno di parlare, ci capiamo al volo. Mamma e bambino si capiscono senza bisogno di parlare, soprattutto le madri con i bambini. Ci capiamo senza parlare. Per la realtà del difetto fondamentale, sapete qual è il difetto fondamentale? Che c'è in ognuno di noi, siamo umani. Questo non bisogna mai dimenticarlo, siamo umani. Per la realtà del difetto fondamentale, quindi l'umanità di ciascuno, cioè, poi entriamo in una fase successiva. Allo stesso modo in cui il bambino scopre di non essere sua madre, che sua madre non è lui e che deve imparare un linguaggio per esprimere i suoi desideri, così i coniugi scoprono che l'essere amato è altro, che bisogna parlare, comunicare con lui o con lei, domandare per ottenere. Bisogna situarsi da soggetto a soggetto, da soggetto che desidera e che si permette di dire io. Ci sono. Vi ricordate la fase dei no verso i 2 anni? Molte volte le madri non capiscono questa fase e ovviamente si sentono squalificate in toto perché il bambino prima di dire una parola dice no. No. La mamma gli chiede qualcosa e lui no, e poi risponde. No, il bambino sta dicendo mamma esisto. Tutti no stanno dicendo mamma esisto. E poi quando lo farà a 7 anni, a 12 anni, sono tutte delle fasi in cui il figlio o la figlia vogliono dire al genitore ci sono. Non vi è capitato con i figli adolescenti? Senti, no? O un'altra scusa, ho fretta. Tutta questa opposizione per differenziarsi, quindi per distinguersi ed essere se stessi come individui e persone nella propria identità, significano io esisto, ci sono. Siccome la prima fase viene chiamata la fusione, quindi è come un'amalgama, arriva il momento in cui questa amalgama deve, diciamo, allargarsi e in cui vengono fuori i due partner per chi sono. E quindi per questo è un po' diciamo impegnativa, ecco, diciamola così, in modo elegante. Quindi la disillusione è dura perché quello che c'era prima sembra che sta evaporando e arriva che l'altro non indovina tutto e non può tutto. Ogni coniuge dovrà superare i malintesi, esprimersi chiaramente, ascoltare anche ciò che l'altro dice, perché nella fusione non c'è bisogno, nella fusione non si parla, si capisce al volo. Qua adesso bisogna parlare, bisogna anche integrare la frustrazione nella relazione. Ognuno pensa di aver sposato colui o colei che sembrava essere un buon partner, un buon coniuge, l'aveva idealizzato, ma deve accettare che il suo coniuge reale, quindi non c'è più quello ideale, c'è quello reale, non è tutto buono e nemmeno tutto cattivo. È il proprio compagno o la propria compagna di vita. La realtà è che l'essere amato allo stesso tempo mi darà e mi frustrerà esattamente come faceva mia madre. Amo una persona che non è perfetta e lo accetto o la accetto senza sprofondare nell'amarezza, nella delusione e nell'aggressività. Questi sono i pericoli. Il titolo era pericoli e questi sono i pericoli, perché tante volte poi si esagerano in queste, se avevo queste aspettative e mi sento tradito, deluso, allora comincia altro.
Come spiega Freud, a proposito di Freud, lui diceva una frase: quando in una coppia i due sono talmente uniti che parla uno dei due non esiste. Ed è la verità. Nei cliché da dove vengo, dal punto di vista sociale, ne ho visto tanto. Come spiega Freud, solamente al di là di questa accettazione della realtà, il piacere e la soddisfazione ridiventano possibili. Quindi quando io accetto la diversità dell'altro o dell'altra, allora posso di nuovo ricostruire o comunque far evolvere e avere di nuovo piacere, soddisfazione e piacere ridiventano possibili perché è la gestione della frustrazione che in ultima analisi condiziona il nostro atteggiamento alla felicità. Cioè se noi pensiamo che l'altro era perfetto e adesso invece è reale e noi pensiamo sempre alla persona perfetta, non ci sarà mai una coincidenza. Ma se capiamo che non era perfetto o perfetta e comunque siamo nella realtà delle cose, allora possiamo mediare e proseguire il cammino. Imparo che il nostro legame amoroso include amore e frustrazione, la fusione e l'aggressività, non la violenza, attenzione. Con la violenza si va in galera. Con la violenza si fanno danni agli altri. L'aggressività significa che c'è qualcosa che dentro di me non è soddisfatto, è frustrato, e quello che insegniamo è che questa risorsa, questa forza deve essere canalizzata per darti la forza, per darti il coraggio di poter esprimere te stesso, perché ci sono persone che non hanno mai potuto dire i loro bisogni, l'unica cosa che è fremere dentro di loro. Allora questo fremere ti deve poter permettere di dire la tua opinione, i tuoi bisogni, cosa desideri, e se non è possibile oggi si può fare domani e tutto il resto. Quindi e anche si accetta questa ambivalenza che, come in tutte le cose della vita, c'è il giorno e la notte, anche estate e inverno, anche fra di noi ci sono questi momenti: amore, frustrazione, fusione, aggressività. Perché i bei momenti in cui rivivo l'estasi della fusione amorosa, l'intimità per esempio, l'intimità sessuale per esempio, sono più intensi di quelli brutti. Quindi questa rimodulazione del funzionamento della coppia abbiamo tutto da guadagnare, perché i momenti buoni sono di gran lunga superiore. Parliamo adesso dell'uscire dalla fusione. È necessario che per la coppia conoscere questa fase fusionale, e nelle preparazioni di coppia al matrimonio sono cose che bisogna dire, perché altrimenti un giorno i ragazzi si troveranno dentro questa fase. Perché si esce da questa fase? Perché dopo che i famosi 18-22 anni, 18 mesi, 2 anni, che siamo diciamo aiutati dalla lista degli ormoni che produciamo noi, poi la produzione di questi ormoni si normalizza, come c'era prima della coppia. Noi li produciamo questi ormoni sempre, solo che nell'innamoramento c'è un innalzamento, una sovrapproduzione che ci danno questi effetti, e dopo i 18 mesi, 2 anni, come diremo adesso, si abbassano questi ormoni e bisogna poi funzionare come esseri umani normali, che però nel frattempo hanno costruito quel vasetto di miele di cui abbiamo parlato. Per avere coscienza di essere se stessi è necessario che ci sia un altro o l'altra al quale contrapporsi. L'altro ci rivela noi stessi. Vi ricordate quando abbiamo fatto nella coppia l'io, tu e il noi? E l'altro è lo specchio, l'uno è lo specchio dell'altro, e insieme si costruisce il noi. Se l'altro è identico a noi, se le nostre personalità sono sciolte in un noi
indifferenziato, non facciamo altro che guardarci in uno specchio senza poterci costruire. Ogni contrapposizione, ogni differenziazione permette sia il riconoscersi nell'altro, poiché è un essere umano come noi, sia l'identificarci come assolutamente differenti e distinti. E abbiamo bisogno di questi elementi. Sapere che sono sposato con una persona umana, ma radicalmente diversa da me. Siamo due persone distinte l'una dall'altra. Una coppia che tenterà di evitare qualsiasi scontro genererà un ambiente psicologicamente malsano, perché uno dei due non esisterà più. La costruzione della personalità di ciascuno può esistere solo se la coppia rinuncia alla fusione, ossia alla spersonalizzazione. Questa fase finisce con una crisi che ha come contenuto manifesto la delusione davanti all'altro che non può darmi tutto quello che avevo sperato di darmi. È qui che risale in superficie la realtà di fondo che la scelta amorosa aveva creduto di eliminare: la solitudine e i problemi dell'infanzia non risolti. E se vi ricordate nell'altro studio ho detto che bisogna evitare di portare tutto ciò che era il passato dentro il noi, perché non soltanto lo intossica, riesce a farlo morire. Quindi arrivato a questo punto non ci sarà più tutte e due nel carrello, ci sarà uno che fa la spesa e l'altro no, si comincia a uscire da questo. Il problema è che non si esce mai da questa fusione nello stesso attimo. Uno dei due è ancora appoggiato a quest'immagine di funzionamento, l'altro no. Oppure l'altra è già uscita da questo funzionamento, l'altro cerca ancora di appoggiarsi a questa immagine fusionale, ma non c'è più, e quindi è come se ti manca il terreno sotto i piedi. Quando l'amore non è più fusionale, cominciano i primi conflitti. Questo passaggio è vissuto male da chi ha avuto un legame difficile nell'infanzia. Bisogna dire che un terzo dei divorzi avviene durante questa crisi, cioè alla fine della prima tappa. Le coppie si separano perché totalmente incapace di passare questa tappa dal fusionale all'organizzazione reale del tempo. Ci sono quelli che invece pazienza e vanno oltre, fanno una sublimazione, e questo non va bene. E invece bisogna capire che è il momento di affrontare la realtà delle cose. Uscire da questa fase consiste essenzialmente a rinunciare completamente all'aspettativa infantile di una sicurezza che l'altro garantirebbe. La credenza che lui o lei può darmi tutto ciò di cui ho bisogno. Questo ci va bene crederlo, lo vogliamo credere, ma non è così. E soprattutto dopo quella prima fase ci scontriamo con questa realtà, perché c'è un momento in cui in quella fase crediamo invece che è il contrario. Ho trovato tutto quello che avevo di bisogno. È ovvio, se eri sola e adesso c'hai il ragazzo, certo che hai trovato tutto quello che avevi di bisogno. Se eri sola e adesso hai trovato la ragazza, è ovvio che hai risolto, ma non c'è solo quello, c'è tanto altro nella vita, e prima o poi ci troviamo dentro la vita. Benvenuto nel club, come dice qualcuno. Fondamentalmente nessuno saprebbe mai rinunciare a una simile aspettativa. Resterà al bebè una nostalgia che lo spingerà a cercare per tutta la vita senza sosta la relazione perfetta. Se la volete sapere, si conclude in paradiso. Quindi, avendola già conosciuta, ognuno si dice che questo tipo di relazione è possibile e tenderà di ricrearla con il coniuge, ma il coniuge non è la madre, e soprattutto non siamo più bebè.
perché il tempo trasforma tutto. Tuttavia questa accettazione è necessaria, corrisponde a un'accettazione della mancanza, perché l'amore si nutre di mancanza. Questo sarà molto benefico per la coppia, perché l'amore appunto si nutre di mancanza e non del troppo pieno. Provate a mangiare 50 cannoli di ricotta e vedete come vi finisce. Mangiatevi un cannolo di ricotta una volta ogni 2 anni, vedete come desiderate averlo. Va bene? Spero di avervi dato un'idea. In questa prima tappa si crede che l'amore si nutre del troppo pieno, mentre l'amore, come ho detto, si nutre con la mancanza. Se vuoi far durare il fusionale, ucciderai l'amore. Mangiatevi 50 cannoli in un'ora. Sapete cosa vi succede? Come spiega Erich Fromm, il paradosso dell'amore risiede nel fatto che due esseri diventeranno uno e ciò nonostante restano due, ed è questo fondamentale. Si diventa uno, come ci insegna la Bibbia, no? E i due diventeranno uno, ma sono ancora due persone distinte. Vediamo adesso la seconda fase. Quindi abbiamo detto che c'è una crisi, si comincia a dire benvenuto alla realtà, viene chiamata la fase dei territori, è come per dire, perché se prima eravamo come una palla tutti insieme, quando si diventa due, qual è la mia collocazione? Quindi dei territori in questo senso, dove mi situo in relazione all'altro o all'altra, qual è il mio posto? E questa tappa dura da 1 a 3 anni, ma verosimilmente intorno a 2 o 3 anni di vita comune. Quindi già 2 l'abbiamo passato, stiamo poi si finirà verso i 4-5 anni di vita insieme. Quindi divisione del potere. Prima si faceva tutto insieme, adesso bisogna organizzare realmente la vita, perché abbiamo detto gli ormoni non ci spingono più, quindi dobbiamo veramente costruire noi. Prima c'era la discesa, adesso bisogna pedalare, potremmo dire in altre parole. Chi fa la spesa? Chi getta la spazzatura? Chi fa il pieno di benzina? Questa è la tappa della realtà. Quindi ci sono dei cosiddetti conflitti di potere, non chi ha più potere dell'altro, ma per dividere come si può dire, le capacità. Sì, le sfere, sì, sì. Ma siccome vengono usati quei termini, non vorrei essere frainteso, anche perché noi ci capiamo qua, ma altri non so. Quindi, conflitti di potere, cosa che non era immaginabile prima. A proposito di sfere, come dice Salvatore, è tutta un'unica sfera. È la nostra sfera. Ed era vero. Si è vissuto. Adesso ci sono due realtà diverse. Ok. Tappa di divisione dei poteri, quindi tappa dei conflitti. Anche questa è necessaria. Era necessaria la prima, è necessaria questa, perché la prima ci ha insegnato che noi due ci sappiamo amare. La prima ci ha insegnato che noi siamo desiderati e ci desideriamo. È fondamentale quella tappa. Anche se poi non si vivrà più quella tappa in quel modo, ma si vivrà la vita dove ci sono gli stessi alimenti, ma in modalità diversa. Durante questo periodo la coppia prende le grandi decisioni, i grandi orientamenti e adotta un modo di funzionamento che si mette in campo poco alla volta. Quindi man mano è come se la coppia va facendo un rodaggio per capire come funzionare. In questa fase l'idealizzazione cede il passo al realismo, alle frustrazioni. Come ho detto, è il rodaggio della relazione coniugale, dei temperamenti, delle personalità. Ciascuno segna il proprio territorio perché esprime i propri desideri, le proprie voglie, ognuno ha talenti diversi, modalità di vivere le cose in modo diverso. Ogni partner trova il proprio posto e stabilisce uno spazio che è il suo,
qui ci sono i miei libri, qui ci sono i tuoi. All'inizio una borsa per tutte e due, probabilmente uno zainetto per tutte e due. Adesso no, a me non piace questa bevanda, ne prendo un altro, non voglio fare pubblicità occulte. Cioè, quindi tu bevi quello che vuoi, ma io mi gonfia la pancia, prendo altro. Va bene? Mm? Negli gli animali segnano il territorio per soddisfare i loro bisogni di cibo e di riproduzione. Negli umani questa ripartizione è altrettanto fondamentale ma inconscia. Ciascuno delimita i territori che manterrà per lui o condividerà. Questi spazi sono necessari alla coppia e allo sviluppo di ciascuno per il proprio benessere. La delimitazione è visibile attraverso i riti della coppia. Per esempio, all'inizio ci si sedeva ognuno come capitava, poi non si sa perché si comincia a sedere sempre nello stesso modo, non so, lui di qua, lei di là. All'inizio probabilmente non si sapeva chi doveva dormire da destra e a sinistra, poi a un certo punto anche il posto nel letto più o meno rimane sempre quello, a meno che non ci sono i bambini malati che vanno sempre nel posto della mamma perché guariscono prima, questo è chiaro. E quindi noi ci si sente un po' spaesati noi. Però voglio dire, pian pianino, cose che all'inizio non erano pensate adesso si stabiliscono e si mettono in campo. Questa ripartizione dei territori riguarda sia lo spazio geografico della coppia, ci sono le mie cose, che non ci sono le tue, non sono mescolate. C'è la mia biancheria, c'è la tua. Ehm, c'è la sistemazione degli effetti personali. Qua c'ho il mio passaporto, le mie cose, tu c'hai le tue, insomma, sembrano cose banali, ma è così. E anche sia il funzionamento quotidiano con la ripartizione dei ruoli. Chi getta la spazzatura e la ripartizione del ruolo anche nell'ambito psicologico e affettivo, l'accettazione delle idee del coniuge. All'inizio tutti pensano allo stesso modo, poi però si comincia a scoprire che questa situazione politica o forse questa canzone o questo cantante no, no. Una volta abbiamo fatto un viaggio con, lo dico giusto per, abbiamo fatto il viaggio con una persona che ci dava un passaggio come famiglia ed era un ottimo passaggio perché era un lungo passaggio che passava tutta l'Italia. Però, contrariamente di quelle della musica che piaceva ai miei ragazzi, alla persona che ci portava gli piaceva un'altra musica. Bene, sono state 17 ore di pazienza. Eh, Se mettevano i Pink Floyd per me andava bene, ma non andava bene per i miei figli. Ci voleva un'altra, Red Hot Chili Peppers. Cioè, voglio dire, però, siccome avevamo questo passaggio, che facciamo? Bene, grazie. Ecco, all'inizio si può, si va oltre, insomma, però dopo in questa fase ognuno comincia a esprimere se stesso ed è importante. Il problema è come mettersi d'accordo poi, a chi ascoltiamo, quando li ascoltiamo, come li ascoltiamo. Due cuffie? Ecco, va bene. Questa messa in campo dei diversi territori si organizza in funzione di molteplici fattori. L'immagine della famiglia d'origine, il copione personale, le ferite del passato, le convinzioni religiose. Quindi ognuno organizza la propria vita secondo questi modelli che ha avuto. Li ripeto, ritornano ehm, eh, tutto quello che è stato le nostre abitudini, ehm, l'immagine della famiglia d'origine, il copione personale, cioè il funzionamento personale, le ferite del passato, le convinzioni religiose. I coniugi definiscono a questo punto le modalità e le regole dei loro
scambi relazionali. La domanda che si pone quindi è: su quali principi si organizzerà la condivisione delle sfere o del potere nella coppia e come lo si vivrà? Vediamo adesso 4 punti, 4 atteggiamenti di base per gestire il potere di una coppia. Bisogna dire che sono 4 modi, ma nessuno di questi modi è perfetto, per 2 motivi. Uno, perché non c'è nell'umano qualsiasi modo di perfezione, e uno perché sono 2 persone non perfette che hanno questo modo. Alcuni sono più difficoltosi da vivere rispetto ad altri, ed è in questo momento che la coppia, nella coppia riemergono i modelli genitoriali. È in questo momento che si dirà: a casa nostra facevamo così. È una delle parole più disastrose che si possono affermare. Soprattutto i maschi lo facciamo ed è disastroso, veramente disastroso. Perché quella non è la casa di mio padre e mia madre, questa è la casa di noi due, dove non c'entrano. Però siccome non abbiamo altri modelli, ci rifacciamo ai modelli conosciuti. Ma questi modelli conosciuti non ce l'ha spiegato nessuno, che erano i modelli che hanno messo in campo i nostri genitori 30-40 anni prima. Quindi non si possono più adattare a noi che siamo moderni di 30-40 anni. Il primo modello di relazione è la relazione simmetrica. Paragonabile a uno specchio, vuole essere egualitaria. Il principio è enorme, è grande. Ogni comportamento o impegno o servizio dell'uno genera nell'altro il suo equivalente. Tu lavi i piatti una volta, io li faccio la volta dopo. Faccio la spesa questo sabato e tu fai la spesa prossimo sabato. È proprio una uguaglianza totale. Vabbè? È un potere a specchio simmetrico, ma ad esempio, se la sera prima lui ha bruciato la pignata, la pentola, e c'è 1 centimetro di carbone dentro la pentola, chi la laverà l'indomani? Allora, e qui si va a cercare chi è responsabile di un atto che dovrebbe ripararlo, ma adesso è il tuo turno, quindi la pignata, perché nel frattempo la sera siamo andati in chiesa, non c'è stato tempo per pulire i piatti, quindi la lavastoviglie, anche se la mette, non toglie niente, che quando è bruciata, penso per esperienza ne possiamo dire, quindi rimangono per l'indomani. L'indomani è il suo turno. Un altro esempio, facciamo la spesa, una volta uno, una volta l'altro, e c'è il latte in offerta. Quando ne piglio? Una confezione, 2, 3, 4? Eh sì, però io piglio 4 confezioni e puoi portarle su per 3 piani di scale, specialmente in certe case di Trieste di 4-5 piani e non ci sono gli ascensori, va bene? E poi l'altra o l'altro fa la spesa, perché tanto il latte l'hai preso tu, ecco. Vedete come, perché dico questo? Perché il principio di base è straordinario, è l'uguaglianza di due. Ci vogliamo trattare tutti e due col massimo rispetto e con il massimo riconoscimento. Io sono un egualitarista, ecco. Però ci sono queste realtà e abbiamo detto che la realtà è l'umanità e che quindi qualsiasi sistema non sarà mai perfetto. Quindi è una bella teoria sui libri, ma nella realtà no. Nella realtà questa relazione diventa molto conflittuale, sia perché è competitiva, ma perché io devo fare di più di lui o di lei? Perché stiamo scherzando? Va bene l'amore, ma non è che siamo asini, ok? Sia perché non si può misurare tutto, non si può calcolare tutto, anche se vuole basarsi su un principio di uguaglianza, porta presto a una situazione di aggressività, di fuga o di manipolazione. Quindi a un certo punto si mettono in moto dei meccanismi o di aggressione o di difesa
Il secondo modo di gestire la relazione è la relazione complementare. Si basa sulla posizione dominante-dominato, quindi c'è uno che comanda e che l'altro ubbidisce. Uno dirige e l'altro segue, e qua è detto in modo più elegante. Vabbè, uno dirige e l'altro segue, è meno competitiva della prima, ma rischia fortemente di creare una certa frustrazione nel partner dominato. E poi anche del dominante, vedendo che non è seguito e compreso nelle sue ingiunzioni o nei suoi tu devi, tu devi, tu devi. E cominciate a dire a una persona tu devi, e viene soltanto la voglia di reagire. Quindi questa relazione non permette a lungo termine la realizzazione della coppia. Dominante e dominato significa uno comanda e l'altro obbedisce. Presto ci rendiamo conto che porta a una relazione genitore-figlio e uno dei partner si sentirà diminuito nei rapporti dell'altro. Ora, per inciso, in una relazione di coppia genitore-figlio o genitore-figlia, la sessualità se ne va a farsi friggere, perché nella condizione psicologica genitore-figlio è una relazione asessuata, quindi la sessualità troverà delle difficoltà enormi per esprimersi, perché inconsciamente lui diventa tuo padre o lei diventa tua madre, e in questo è molto difficile. Ovviamente sto dicendo in modo semplice tante cose, ma giusto per capirci come. Poi c'è la relazione parallela, è una coniugazione delle prime due, e quindi ciascuno limita la propria autorità in un campo in cui pensa di avere una competenza maggiore dell'altro. Per esempio, uno si occupa dell'educazione dei figli, non si sa mai chi, a caso, la madre, e l'altro gestisce i conti. Uno l'interno della casa e l'altro l'esterno, ma devono avere una villetta, perché se è un appartamento non c'è dentro e fuori. Questa relazione ha come vantaggio di riconoscere le competenze di ognuno, ma è raro che in una coppia le competenze siano ripartite in maniera uguale ed equilibrata e che tutti gli ambiti siano coperti. Inoltre, e se sono tutti e due ragionieri, chi fa il pieno? Inoltre, se uno si occupa della gestione finanziaria e l'altro dei divertimenti, chi decide ad esempio la destinazione per le vacanze? Perché chi deve pensare dei divertimenti? Pensa a divertirsi, non pensa a quanti soldi ci sono a casa. Vabbè. Ovviamente gli esempi sono quelli che sono, ma se nessuno dei due è competente in un campo, cosa succede? Cosa facciamo? Vabbè, comunque è un metodo che si attua da soggetto a soggetto, mentre i primi due no. Cioè, c'è lo sforzo in questa relazione parallela di riconoscere l'altro e l'altra nelle competenze che ha, quindi di persona a persona, soggetto. Poi c'è la relazione paradossale. Se volete possiamo fare una cosa, finiamo questa fase e la riprendiamo una prossima volta, perché c'è almeno un'altra buona ora di. Che dite? Allora facciamo questa, ho bisogno di una sballetta. Eccola qua. Allora, certamente, ma attenzione, allora, questa qua è la relazione paradossale. Ecco, quindi qui il potere si esercita attraverso la debolezza, non sempre coscientemente, cioè cosciamente, cioè non sempre palesato, ma spesso per mimetismo del padre o della madre di ognuno dei coniugi, e viene applicata questa relazione paradossale, per esempio attraverso la stanchezza, la goffaggine, io non so fare niente, no? Sì, ci puoi mai credere che quello non sa fare niente? Però non sa fare niente. E perché non sa fare niente? Perché l'altro fa, giusto? Allora, poi ogni riferimento è puramente casuale, ok? A persone e cose, va bene? Ok? Quindi
non conosco niente della casa o non capisco niente di questo, non so fare la spesa, e allora l'altra fa no, ha fatto la lista, cioè ci ha messo 3/4 d'ora in più, però poi l'ha portata, cioè, però insomma, nel campo della sessualità numerose coppie gestiscono i loro rapporti con la relazione paradossale. Beh, allora questa è la coppia. Siccome noi due siamo partner, metti il dito dall'altra parte, siamo uniti per la vita e per la morte, quindi non deve cadere. Perché questa è già una coppia finita, scoppiata, giusto? Sì. Quindi dobbiamo mettere pressione, va bene? Tu metti pressione, sì? Sì, e praticamente come ti dicevo, io posso... Sì, non deve cadere perché siamo una coppia sposata di qua e di là, quindi 25, ha voglia, cioè proprio gira. Non c'è bisogno che giri perché tanto ti faccio io andare dove voglio. Cioè, questa è. C'è praticamente... Grazie. Una valletta, signori. Okay. Ecco, questa è la relazione paradossale. Quello che è da riflettere quante volte la usiamo, perché a parte il mostrare la debolezza, ma spesso sfocia nella manipolazione. Ed è questo è molto, come si può dire, problematico. Per evitare il conflitto esercito il potere attraverso la debolezza da una parte e dall'altra. Questo è il metodo più distruttore perché l'altro ha l'impressione di essere abusato, di essere manipolato. Perché pur non volendo, Imma, io l'ho portata dove volevo. E succede questo. Ora perché ho detto che molte volte è inconscia? Perché lì per lì la persona che la esercita non è che lo sta facendo apposta, o almeno ufficialmente apposta, ma il fatto è che la manipolazione esiste, c'è, e quindi anche lì si avrebbe bisogno di un buon accompagnamento terapeutico, perché la persona ha bisogno di risolvere i propri problemi. Come abbiamo detto nell'altro corso, l'ideale sarebbe risolvere i propri problemi prima di mettersi insieme, però quando succede poi in queste fasi è buono potersi parlare, chiarire, capire, proprio perché se non si fa questo poi ci sono problemi più avanti. In conclusione, quindi, non c'è un'organizzazione perfetta per evitare i conflitti, proprio perché imparare a gestire i conflitti fa costruire la coppia e fa evolvere il legame di coppia. Ripeto, il legame di coppia è costruito dai conflitti generati dalla differenza. Siamo diversi e differenti e questa diversità deve poter manifestarsi nella differenza che crea conflitti. È normale che ci siano. Il problema è quando i conflitti si soffocano e si cerca di rimanere nella fusione, oppure si soffocano insieme ai conflitti anche la persona che li crea e quindi c'è questa dominazione. Come vedete le cose sono un po' complicate. Quindi il legame di coppia si costruisce attraverso l'accettazione della diversità e il superamento dei conflitti che sono generati da essa. Nella vita quotidiana di ogni coppia si stabilirà poco a poco una forma preferenziale di divisione del territorio, del potere o delle sfere e probabilmente si prenderà un po' di questo, un po' di questo, un po' di quello, ma soprattutto è la coppia che avrà il compito principale per se stessa coppia di vedere qual è il migliore modo per vivere questa divisione dei territori senza distruggersi, soprattutto, cioè evitando quelli che abbiamo già detto che sono distruttori.
La coppia dovrà imparare quindi a passare dalla nozione di esercizio del potere a quella della condivisione del potere. Dalla fine del patriarcato che imponeva a ognuno un funzionamento fisso, questa condivisione del potere non è facile. Dipende e appartiene a ogni coppia la responsabilità di trovare come agire, come gestire questo problema. Solo un dialogo reale e leale e un rispetto dell'uno e dell'altro permettono un adeguamento appagante. E questa sarà una grande sfida che la coppia avrà l'interesse di superare, perché potrà ancora passare all'altra fase. Di solito questa seconda tappa finisce con l'arrivo del primo figlio, per chi ha figli, e per chi non ha i figli di solito questa tappa finisce con la realizzazione di un progetto, per esempio l'acquisto di un appartamento insieme, l'acquisto di una macchina insieme o anche di una lavabiancheria, qualsiasi cosa sia, cioè alla fine di questa tappa la coppia che non ha figli realizza un progetto, ma è un progetto della coppia, non è più io mi compro l'orologio, tu ti compri, non so, la macchina fotografica, ma è un progetto d'insieme. Quindi per le coppie che hanno i bambini è l'arrivo del primo bambino che chiuderà questa tappa, questa fase, perché da lì in poi ci sarà la terza fase, che viene detta la fase della velocità di crociera, che dura da 15 a 20 anni di vita comune. Quello che alla fine di questa fase i coniugi si sono stabiliti in un funzionamento rassicurante e ritmato delle abitudini per cui avranno voglia di avere un bambino. Attenzione a quando invece il bambino si è voluto fare per compensare i disaccordi o per usarlo come medicina per assopire i dolori o le sofferenze della coppia. Quello ovviamente è molto disfunzionale, ma normalmente se la coppia ha fatto il proprio percorso e laddove era bisogno si sono fatti pure aiutare, allora finalmente adesso c'è questo progetto comune e tante volte il progetto comune è quello proprio di volere un bambino e andare avanti. Io ritengo che ci fermiamo qui, così se no è troppo lungo e magari poi faremo l'invito ancora per la prossima volta e che sarà detto. Il prossimo venerdì è il 1° maggio, molti sono in ferie, siamo tranquilli, poi vediamo. Comunque, se non potrebbe essere verosimilmente il venerdì dell'8 di maggio. Vabbè, di solito si fa